Le fasi dolorose sono le mancate risposte alla radio dell'elicottero e presto si abbia la consapevolezza che la tragedia si era consumata sotto il cristallo alle 15.04 di quel 22 agosto. Una ricognizione dopo un violento temporale, l'impatto con i cavi della media tensione e il volo inanimato per 50 metri fino allo schianto nel torrente di Rio Gere. 17 anni dopo il ricordo di Dario De Felip, Marco Zago, Stefano Da Forno, Fabrizio Spaziani, i 4 professionisti del SU 118 di Pieve di Cadore, è lucido, doloroso e indelebile. Giornate molto dolorose in cui però il soccorso alpino ha avuto l'appoggio e l'umanità delle comunità della montagna che si è stretta attorno a questa organizzazione, attorno al 118, e questo abbiamo potuto vederlo anche ai funerali del 25 agosto, in cui 10.000 mani applaudirono, in qualche modo attribuirono onore a questi che non devono essere considerati degli eroi ma degli operatori dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria e del soccorso alpino. Resta tuttavia una ferita ancora aperta, nota Fabio Bristot Rufus, quella della problematica legata agli ostacoli al volo, tuttora irrisolta. È paradossale che dopo 17 anni non ci sia stato ancora un provvedimento di legge a fronte di 3 disegni di legge che sono naufragati nel tempo. Da qua l'invito ai legislatori, in modo particolare a quelli bellunesi che siedono in Parlamento, di presentare e finalizzare una legge che tuteli gli equipaggi di alisoccorso. Servizi essenziali come quelli salvavita del 118 o di altri enti dello Stato per altre fattispecie operative, fino alla prossima volta, quando all'auspicato cambiamento apparente si constaterà che tutto è rimasto immutato.